Aldeno Spormaggiore. Le due squadre sono ora attrezzate per i playoff. Riusciranno a confermare quanto di buono fatto nella scorsa annata e forse a puntare anche più in alto? Azzurra Garibaldina. Subito scontro tra due protagoniste, con la Garibaldina ancora avvilita dallo spareggio promozione perso. Fuoco e fiamme alla prima di campionato. Dolasiana Leno. La neopromossa ospita una squadra molto ben preparata per la prima categoria, ottenendo un posto a metà classifica nella scorsa stagione. Esito scontato o i padroni di casa sapranno dire la loro? Montebaldo Volano. Se i padroni di casa sono rimasti delusi dalla salvezza tranquilla, gli ospiti possono dirsi contenti di aver mantenuto la categoria. Ora però bisognerà fare un passo in più. TNT Montepeller Marco. Uno scontro tra due squadre che hanno concluso la scorsa stagione senza infamia e senza lode. Il mercato può aver rotto gli equilibri? Trambileno Sacco San Giorgio. Gli ospiti quest'anno vogliono tornare nella categoria superiore, mentre i padroni di casa hanno faticato molto. Esito scontato? Lo vedremo. Valpeio Cristo Re. Gli ospiti arrivano dalla seconda categoria, ma cercheranno subito i 3 punti contro chi è stato a un passo da cadere nel baratro. Come andrà a finire?